Ivano Mirtillo intorno alle 7:30 è uscito di casa, voleva fare probabilmente una passeggiata, respirare un po' di aria fresca in questi giorni di caldo torrido. Poi il silenzio, a cercare di contattarlo la moglie, ma lui non ha più risposto. Così la donna preoccupata ha chiamato la figlia che ha allertato subito i soccorsi. Purtroppo il corpo del 73enne è stato trovato nel fiume Vaglio. Nulla da fare per lui. Fra i primi ad accorrere il sindaco Marco Donadel, amico di famiglia. Veramente una tragedia, Ivano lo conoscevo, ma conosco bene una delle figlie che con il genero ci troviamo molte volte assieme ai nostri bambini, insomma amici di famiglia, è veramente stata una tragedia. Una dinamica ancora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto. Sembra che sia inciampato addirittura un malore, anche perché lì, in quel punto lì, l'acqua del fiume è veramente bassa e lui lo conosceva molto bene perché ci abitava e è cresciuto lì a ridosso del fiume, quindi sembra proprio un caso accidentale, forse un malore, ma questo lo capiremo successivamente. Ivano Mirtillo era in pensione, aveva lavorato come operaio, una famiglia unita, 4 figlie, una vita tranquilla in una casa sulla riva del Vaglio. Amava, ci raccontano, passeggiare, una persona conosciuta in paese. Ivano era una persona conosciuta, ben voluta, una persona socievole, sempre con la battuta pronta, e veramente quella di oggi, la scoperta di oggi è una tragedia, e ho portato la vicinanza e l'abbraccio da parte mia, di tutta l'amministrazione, ma da parte di tutti i cittadini che lo conoscevano e gli volevano bene.